Sizzle is fantastic! È stata 12 mesi l'anno! Yeah! Come with me! Yeah! Come cazzo fanno? Ci sono 15 gradi, sto morendo dal freddo. Sanno carenni che hai dite? Stanno carendo i caititti, stanno cadendo gli uccellini dal freddo. Metafora, l'inverno per un siciliano arriva quando le temperature scendono nella zona glaciale artica, ossia 15 gradi, provocando l'ipotermia a tutti gli esseri più fragili, uccellini, fiori e minafò. Vocabolario siciliano per turisti, volume 6. E comunque sei molto carino. Oh, thank you! Oh, questa ci prova con Ma me. che dici, sono turisti, fanno così. Il Davus Sventu. What? Siracusa, Ida avus bentu. Lei nasconde qualcosa. Volevamo tradurre sbentu ma non ci siamo riusciti. E deve sapere tuo marito della Sicilia. Guarda che mio marito ha un sacco di amici in Sicilia. A Spommanuto. Acqua paitena. What? A cui appartieni? A chi appartieni? Sistema GPS siciliano incorporato. Tramite questa domanda il siciliano riesce a risalire a tutto l'albero genealogico della vostra famiglia, in maniera tale da capire se può mandarti a fare in culo senza ripercussioni. Tony, non ce la farei mai, sei troppo vecchio! Compà, con tutto il freddo, t'abballo no chicchireddo. What? A Palermo. Taballo no chicchiriddu, combo di due parole. Taballo, ti ballo, no chicchiriddu, sopra il vortice. Attestato di autostima con il quale il vecchio vuole specificare che nonostante dimostri un'età avanzata sia capace di danzare con precisione millimetrica sul vortice dei tuoi capelli, che a confronto Don Luri e Bolle ti fanno una pippa. Hey guys! Oh! No! Shit! Aia! What? Aia! Esclamazione tipicamente palermitana, parola onomatopeica di disgusto. La parola spesso va pronunciata con un prolungamento della lettera finale A. Più una cosa fa schifo, più A ci saranno a seguito. Curiosità, il record mondiale delle A lo detiene Matranga dopo aver visto per la prima volta Minafò. Le presento Emanuele Minafò. Ciao ragazzi, ci vediamo quando fa un po' più freschetto! A Natale! Oh yeah, ciao! A Natale! Le vagnezze parecchie! Vi bagnassi varicchi, vi siete bagnati le orecchie. Bagnarsi le orecchie è un metodo scientifico siciliano antico per sentire meno caldo e provare una sensazione di benessere in maniera economica. In questo caso viene usato per dire: vi siete abituati così tanto a questo benessere che adesso non ne potete più fare a meno? Sottotesto, vi ricordo che l'acqua ce la metto io. A Palermo. Ah!